Stiamo parlando di 350.000 euro, che grosso modo a spanne sono circa 1.000 euro al giorno dati a queste associazioni venatorie per fare varie attività, tra cui eventi, manifestazioni, eccetera. Beh, 1.000 euro al giorno non sono proprio pochini e di eventi se ne possono fare molti. Se poi a questi eventi casualmente dovesse partecipare come relatore qualche politico in campagna elettorale, guarda caso questo evento non sarebbe neanche, non dovrebbe neanche comparire tra le spese che questo candidato politico deve mettere a rendiconto per la sua campagna elettorale. Guarda che peccato, guarda che è veramente un caso, secondo me, che poi questi eventi si andrebbero a concentrare in prossimità delle campagne elettorali prossime che ci vedranno coinvolti. Quindi secondo me è proprio questo il nocciolo della questione, perché quando dalla parte politica che appunto sostiene questo emendamento sento dire che non si devono mettere le mani in tasca ai cittadini, e su questo sono completamente d'accordo, forse mi aspetterei più che lavorassero magari anche a livello sia nazionale e di conseguenza regionale, magari per abbassare queste tasse dei cacciatori invece di distrarle a favore di quelle che io chiamo, senza nessuna remora, delle marchette elettorali, perché queste sono, se andiamo al nocciolo della questione, perché questi 350.000 euro si trasformeranno in eventi, in iniziative con varie finalità che si andranno casualmente a concentrare in prossimità delle campagne elettorali, e casualmente qualche candidato politico parteciperà a questi eventi senza dover appunto giustificare questa spesa come spesa per la sua campagna elettorale. Ecco, quindi io credo che prima di votare favorevolmente un emendamento del genere, ripeto, che vuol dire 1.000 euro al giorno, quasi, che ci pensiamo bene, perché questa è una marchetta elettorale, né più né meno. Quindi inviterei caldamente il ritiro di questo emendamento. Grazie. Donazzan.